Il rischio è un rischio che va sempre monitorato, quindi condivido le preoccupazioni, però non descriverei le nostre imprese come delle imprese roccambolesche che mettono a repentaglio la vita dei cittadini. Non si è fatta attendere la risposta della Regione Veneto, più volte chiamata in causa ieri in occasione della giornata dedicata alla salute dei cittadini di Venezia Marghera, organizzata dalla Fondazione Vittime dell'Amianto. 100 morti all'anno nel veneziano sono provocati da malattie derivanti dall'esposizione all'amianto. Il dato shock è emerso dall'Osservatorio epidemiologico delle patologie correlate e principalmente riferite al mesotelioma, che è una forma aggressiva di cancro del tessuto che riveste i polmoni. C'è bisogno di informazione, di un monitoraggio costante e di tutele per cittadini e lavoratori, ha esortato il segretario della CGIL di Venezia. Noi siamo assolutamente sul pezzo, c'è da dire che abbiamo davanti un parterre di circa 600.000 imprese, è una regione che produce tanto, abbiamo 150 miliardi di PIL e se ci sono controlli da fare o c'è qualcuno che ha qualcosa da segnalare, ben faccia a segnalare che poi controlliamo. Molti dei casi di mesotelioma osservati in Veneto sono concentrati nell'area industriale di Marghera. Il picco massimo delle patologie polmonari è atteso entro il 2020 e i soggetti colpiti sono tra i lavoratori esposti al rischio negli anni '80.